Buonasera, ben trovati al telegiornale del Veneto. Lo avete sentito dai titoli, è salito a 5 il numero delle vittime da coronavirus in Veneto. Il numero delle persone che oggi risultano positive al Covid-19 risulta a quota 333, 26 casi in più rispetto a ieri, 81 di questi sono ricoverati negli ospedali. Sono questi i dati ufficiali comunicati poco fa dalla Regione del Veneto. Allora facciamo il punto con Rossana Caviglioli. Sale a 5 in Veneto il numero dei morti per coronavirus. Il bilancio è dell'ultimo bollettino della Regione, che conta un decesso all'ospedale di Padova, uno all'ospedale di Mestre e 3 a Treviso. Un 67enne di Oriago di Mira positivo al Covid-19, ricoverato per questo in terapia intensiva a Padova, sarebbe invece morto per un'emorragia cerebrale, anche se si attende il risultato dell'autopsia. Il numero dei contagi, concentrati soprattutto tra le province di Padova, Treviso e Venezia, è salito a 333, di cui 81 ricoverati, 19 dei quali in terapia intensiva. Gli altri, positivi ma senza sintomi, sono in isolamento domiciliare. L'aumento è di 26 casi rispetto al bollettino precedente. 89 sono i contagi a Vo. Nella zona rossa lo screening è quasi ultimato e la speranza è che i numeri siano destinati, almeno qui, a non subire grosse variazioni. A preoccupare è ora il possibile contagio tra i medici. A Verona l'azienda ospedaliera universitaria sta sottoponendo il personale al test perché un dipendente è risultato positivo. Diversi medici sono al momento in quarantena precauzionale. Per fronteggiare l'emergenza è stato istituito il Comitato Scientifico Covid 2019 che fornirà alla Regione indicazioni sulle misure sanitarie da adottare. Nel frattempo, l'azienda Zero ha deciso di ordinare circa 350.000 flaconi di gel igienizzante, 100.000 test diagnostici e più di 1 milione di mascherine, oltre a 60 nuovi ventilatori polmonari in arrivo a breve. Ed è di poco fa la notizia che è risultato positivo un chirurgo pediatrico in servizio all'azienda ospedaliera di Padova. Lo ha confermato il direttore generale Luciano Flor. Il chirurgo ha operato fino a domenica scorsa, prima dell'insorgenza dei primi sintomi. In corso tutte le verifiche necessarie sulle persone che possano essere entrate in contatto con il medico. Il direttore ha escluso al momento eventuali evacuazioni dei reparti. In Veneto ci sono anche 1.100 persone in sorveglianza attiva. Sono a casa, in isolamento perché positive o perché entrate in contatto con persone positive, le cui condizioni di salute non destano preoccupazione. Questo lo strumento efficace se rispettato per evitare o minimizzare il contagio. Milva Andrioli. La cartina di tornasole è il tampone. In Veneto quasi 10.000 ne sono stati fatti, più di Germania e Francia messe insieme, ma siamo partiti anche prima. È questo test a tagliare la testa al toro e dire se siamo positivi al nuovo coronavirus. Test spedito poi all'Istituto Superiore di Sanità che ne valida la positività. Ed è allora che scatta l'indagine epidemiologica per rintracciare anche i contatti stretti del paziente positivo. Il cosiddetto paziente stretto viene a sua volta sottoposto a test e in base al grado dei sintomi riscontrati viene o ricoverato a malattie infettive o, se le sue condizioni di salute lo permettono, messo in isolamento a casa. Sistema efficace per limitare il contagio, spiega Francesca Russo, a capo dell'ufficio igiene della Regione Veneto. Protocollo che funziona solo se, oltre alla rete di vigilanza, risponde la consapevolezza del singolo. Un isolamento definito fiduciario, domiciliare, viene contattato 2 volte al giorno dagli operatori della sanità pubblica per valutare le sue condizioni di salute, principalmente l'andamento della febbre o di altri sintomi. Questo perché? Perché è importante che la persona non solo si automonitori, ma comunque venga monitorato. Stessa prassi di monitoraggio via telefono per il contatto che non presenta sintomi. Questo per un periodo di 14 giorni dal momento che può aver contagiato i contatti. Stando alle cifre della Regione sono oltre 1.100 le persone sottoposte a sorveglianza attiva, 2.200 le telefonate ogni giorno, per 14 giorni, fatte da un piccolo esercito di operatori della sanità pubblica. Un lavoro tanto anonimo quanto prezioso.